Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Smettiamola, fa caldo, è sempre a mangiare, non solo cibo, non si vive di solo cibo, ma anche di bei giri su e giù per l'Italia, di un weekend o semplicemente di una gita dalla mattina alla sera. Io servo anche a questo. Un saluto da Sammy Varin, Radio Libertà, un saluto a chi ci segue proprio dalle vacanze, al mare, in montagna, chi ci ha scoperto per caso, molte volte in auto c'è quello che guida, di fianco c'è quello che tocca e che tocca i bottoni, schiaccia di qua di là, e magari qualcuno ha scoperto che nella banda DAB dell'autoradio ci sono tantissime nuove radio, chi fa rock, chi fa la disco music, chi fa il liscio, e tra quelle radio c'è anche Radio Libertà. Non schiacciate FM, pigiate DAB e a quel punto siamo in ordine alfabetico. Cercate Radio Libertà e in tutta Italia il nostro segnale arriva senza utilizzare i famosi gigabyte, cioè non è un collegamento internet, ma sono onde elettromagnetiche, anche se digitali. Certo, scaricando l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare, basta schiacciare l'icona Radio Libertà e ci ascoltate ovunque. Oppure da casa, in ufficio, voi sfigati che al mercoledì a mezzogiorno o la domenica, pure la domenica alle 12:30 siete lì a lavorare, con il computer, sito radiolibertà.net, ci ascoltate e anche ci guardate. Certo, poi c'è Facebook, c'è YouTube, la mattina in rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30 la pagina Facebook di Lega Salvini Premier ci ripete, e quindi insomma da qualche parte ci trovate, anche se su molte piattaforme molto spesso veniamo bloccati, chissà come mai, siamo una radio così tranquilla, è vero. Appuntamenti da non scordare, tra poco parleremo anche di Lega, prima però fammi guardare, che bella locandina, questa fa venire fame solo a guardarla. Sabato dalle 20:30, domenica a pranzo, grigliata con dolce e caffè per pochissimi euro da Elena's Farm a Trovo in provincia di Pavia. Questi sono amici, soprattutto sono nostri ascoltatori. Se volete vedere un posto veramente particolare che assomiglia a una fattoria a due passi, un quarto d'ora non di più da Milano, prendi l'autostrada per Genova, una delle prime uscite, fateci un pensierino. La grigliata da Elena's Farm, sabato dalle 20:30 e domenica a pranzo. Soprattutto è un posto bello perché ci sono gli animali, eccetera, per passare qualche ora in compagnia. Chiaro che se volete fare una roba più veloce, magari di venerdì sera, alle 20:30 il panino con la salamella e la birra ghiacciata, 10 euro, ne vale davvero la pena, signori. Con un grande saluto naturalmente a Elvis e a consorte che ci ascoltano tutti quanti da quella zona, praticamente sono tutti lì, compresi gli animali, ad ascoltare Radio Libertà. Appuntamenti da non scordare targati Lega. Francesco, cosa dici? Abbiamo già il nostro ospite? Ce lo abbiamo. E allora, signori, Lega a go go. Sono ore di grandi feste della Lega, ma forse la più famosa, la più sentita nella Bergamasca è quella di Pontida, che però quest'anno si svolge a Cisano Bergamasco, non molto distante certamente. È la Lega Pontida Fest che parte proprio questa sera, mercoledì, e va avanti fino a domenica. Lo chiedo a uno degli organizzatori. C'è con noi Mattia Mazzoleni, ciao! Buongiorno Sammy e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Piacerissimo di trovarti sulle nostre frequenze, ma soprattutto stiamo trasmettendo le locandine della Lega Pontida Fest, che si apre, per chi ci segue in diretta, questa sera, mercoledì, a Cisano Bergamasco, in provincia di Bergamo, la storica festa della Lega di Pontida,
famosissima un po' ovunque, e non so da dove partire. Mattia, dacci dei buoni motivi per passare dalle vostre parti, sia da parte di chi si trova nella zona in provincia di Bergamo, ma anche da chi viene da altre zone della Lombardia. Ci sono tantissimi buoni motivi, sia mangerecci che politici. Mattia, che cosa rappresenta la vostra festa? Hai detto benissimo, Sammy. Questa sera, come hai detto te, inizia la storica festa di Pontida e saranno 5 serate all'insegna della buona cucina, del confronto politico, all'insegna di festa, in un clima aperto e accogliente. Voglio fare una precisazione. Ho detto buona cucina perché comunque vabbè, è una cucina bergamasca per la maggior parte, ma un aspetto a cui teniamo particolarmente noi in tutti questi anni che facciamo la festa è la qualità. Infatti abbiamo scelto di rifornirci come ogni anno dai commercianti e dalle attività del nostro territorio. È una scelta precisa perché crediamo, secondo noi, che valorizzare le realtà locali significa anche sostenere chi ogni giorno lavora con passione e contribuisce a far crescere la nostra comunità. Detto questo, saranno 5 serate dove interverranno politici sia regionali che dell'attuale governo che in Europa. Partiamo stasera appunto con la nostra regione Lombardia, dove sarà presente il nostro presidente Attilio Fontana insieme agli assessori e consiglieri regionali, in particolare la Terzi, Certori e Fermi come assessori, mentre come consiglieri ci sarà Anelli, Corbetta, Caparini e era Silvia Scurati. Domani sera invece, per giovedì 16 luglio, avremo presente Nicola Molteni e Guido Guidesi, mentre venerdì 17 è una serata che per noi organizzatori è la più importante in assoluto, perché è una serata in cui daremo omaggio a 2 persone che hanno scritto la storia di questo partito, Umberto Bossi e Roberto Maroni. In quella serata lì saranno presenti anche le loro famiglie e per fortuna abbiamo con loro persone che insieme hanno costruito anche loro la Lega. Abbiamo il ministro Giancarlo Giorgetti, il ministro Roberto Calderoli, abbiamo il segretario della Lega Lombarda Massimiliano Romeo, abbiamo il consigliere regionale bergamasco Giovanni Malanchini e Roberto Marcato. Questa serata qui verrà moderata da Aurora Lussana, che è una giornalista e scrittrice. Quindi vi chiedo a chi mi sta ascoltando la massima partecipazione proprio per venerdì 17, perché è un momento molto importante per tutti noi che siamo nel partito da anni e siamo cresciuti con Umberto Bossi e Roberto Maroni. Passo alle ultime 2 serate. Sabato 18 luglio sarà presente il nostro segretario federale Matteo Salvini, l'europarlamentare Silvia Sardone, Alessandra Locatelli, ministro per la disabilità, e Rebecca Frassini e Riccardo Molinari. Chiudiamo domenica 19 luglio con Desi Pirovano, Alessandro Morelli e Massimo Garavaglia. Sono 5 serate, ripeto, che oltre a dibattiti politici così, è anche un modo, perché noi siamo la Lega, siamo una famiglia, è anche un modo per stare insieme, per ritrovarci e per parlare del futuro e delle iniziative che verranno sul nostro territorio, per il nostro territorio. È minimo. Se posso, Sammy, vorrei fare 2 piccoli ringraziamenti. Come no, certo. Allora vorrei ringraziare prima di tutto tutti quei militanti che in queste ore, nonostante il caldo, stanno lavorando per questa sera, per far sì che siamo pronti.
Voler ringraziare Antonella, che è la nostra segretaria nonché responsabile organizzativa della festa, che ci sta mettendo anima e cuore da giorni, e tutti gli sponsor, che non è, al giorno d'oggi comunque non è facile, che hanno voluto collaborare con noi. E niente, Sammy, vi aspetto sia per una birra che per fare due chiacchiere, che per mangiare qualcosa insieme. Vi aspetto tutti da questa sera fino a domenica 19 luglio, e aspetto anche te, Sammy. Grazie davvero, e sicuramente un salto ce lo facciamo, anche perché, signori, in questa festa della Lega Pontida, ma l'area festa è quella di Cisano Bergamasco, via Sì. Dorando Pietri, ricordate, anche perché a questa festa c'è una sorpresa che non vi aspettate, signori, a proposito di territorio, a proposito di piatti della tradizione. Beh, signori, ormai queste cose le sapete, alle feste della Lega si mangia molto meglio che in altre feste, tipo quelle dell'Unità. Il couscous non lo trovate mai alle feste della Lega, e alla Lega Pontida Fest, in quel di Cisano Bergamasco, da questa sera mercoledì fino a domenica, troverete anche polenta e lumache, signori, a chilometro zero, ed è un piatto molto particolare che però so che piace, soprattutto non è facile da trovare, quindi garantisce Mattia Mazzoleni roba buona come appunto polenta e lumache, introvabile nelle feste, vero Mattia? Bravissimo, Sammy. Infatti quest'anno abbiamo voluto proprio toccare qualche piatto che è difficile da trovare, ma deve essere anche buono, e il nostro vi garantisco che è veramente, ma veramente buono. Non spaventate che ci sono 40 gradi, ma noi bergamaschi la polenta la mangiamo anche con 40 gradi. Mica solo voi, anche noi, signori. E poi lo sapete, da quest'oggi mercoledì fino a domenica le temperature poi sono pian piano in discesa, e quindi con qualunque tempo, a qualunque temperatura, si mangia bene e si parla di buona politica. Grazie davvero Mattia Mazzoleni, buon lavoro a te e a tutti i militanti e simpatizzanti che accorreranno alla Lega Pontida Fest. Alla prossima! Grazie a te, Sammy, e grazie per l'invito. Ciao e complimenti davvero a tutti coloro che in questo periodo si danno da fare per le feste della Lega. Avete sentito, non solo poi a Pontida, ma ce ne sono tantissime sul territorio. Oh ragazzi, non solo Lega però, è qualche cosa in più vi dico in È tutto un magna magna, visto che andiamo in onda il mercoledì alle ore 12, ma anche la domenica alle 12:30, e so che molti di voi aspettano il suggerimento per qualche gita fuori porta. Guarda qui, la Sagra delle Pesche ad Avaglio in provincia di Potenza. Scrivete in calendario 31 luglio, 1, 2, 7, 8, 9 di agosto. Sagra delle Pesche ad Avaglio, Potenza. Intrattenimento musicale, grigliate sotto le stelle, ma soprattutto tante pesche che mi piacciono. Andiamo a Montano Lucino. Dal 17 al 19 luglio Montano Lucino si trasforma in un grande villaggio dedicato ai sapori autentici del Sud Italia, dove gusto, musica e divertimento si incontrano per regalare 3 serate tutte da vivere. 17, 18, 19 luglio, Montano Lucino, provincia di Como, parcheggio San Giorgio, via Liveria. Antiche tradizioni del Sud, senza andare lontano, a 2 passi da Monza, da Milano, da Varese, eccetera. 17, 18, 19 luglio si resta in compagnia e si mangiano cose buone. Chiaro che se andate veramente nei posti particolari dovete andare alla Sagra Telupummitorus chiattarisciatu. L'ho detta giusta, dimmi di sì, e chi lo sa. Pummidorus chiattarisciatu, signori. Venerdì 31 di luglio, sabato 1, domenica 2 agosto. Siamo ad Aradeo, provincia di Lecce, Villa Comunale. L'appuntamento più rosso
in senso buono, dell'estate salentina. Lo dico per l'ultima volta, non so se ce la farò stavolta. Sagra te lupummidoru schiattarisciatu. Ok, sono bravissimo, ragazzi. Io che volevo la secessione. No, roba buona, roba buona. Valtidone, provincia di Piacenza, pieno nord, la 55esima edizione della storica marcia di Cicogni, signori. Marcia di Cicogni, Alta Val Tidone, 19 luglio. Ciò che vi dico lo trovate facilmente su internet, non dovete fare molta fatica. Su Google scrivi quello che ti dico, salta fuori. Ad esempio la sagra del fungo porcino. Oh porco cane, la sagra del fungo porcino. Qui siamo a Colle Giove, in provincia di Rieti, Lazio. Il menù: bruschetta ai funghi porcini, fettuccini ai funghi porcini, salsiccia, dolci misti, una bottiglia d'acqua, un bicchiere di vino, 20 euro a persona, ragazzi, Ditemi se non ne vale la pena. Dio mio, ma perché la fanno così lontana? Bisogna arrivare fino a Colle Giove Sabino, in provincia di Rieti, questa domenica 19 luglio dalle ore 13. Soffro io, sento parlare di funghi e soffro. Darfo Boario Terme, 24, 25 e 26 luglio, Le Fudine, Borgo Artigiano, signori. Un'occasione estiva per riscoprire il fascino di un borgo dove il saper fare prende vita. Tra artigiani al lavoro, esposizioni, musica, sapori del territorio e laboratori, Le Fudine, Borgo Artigiano ti invita a vivere un'esperienza autentica nel cuore di Fucine. Darfo Boario Terme Fucine, 24, 25, 26 di luglio. Dalla provincia di Bergamo andiamo in provincia di Mantova, lungo il Mincio, domenica 2 agosto, lungo il Mincio tra memoria e sapori. Ritrovo presso i giardini di Piazza Matteotti a Goito un percorso accompagnato alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti del territorio mantovano, dove storia, natura, tradizioni si intrecciano lungo le rive del Mincio. Lungo il Mincio, 2 agosto, Goito, a partire dalle 18:30. 31 luglio, 1-2 agosto, festa della Trebbiatura, signori. Qui siamo invece ad Aragno Colle Brincioni, L'Aquila, altro appuntamento per le tradizioni. L'associazione Come una volta Grano Antico, festa della Trebbiatura. Robe a volte introvabili, dobbiamo dirlo. Questi sono eventi molto locali, non vengono pubblicizzati a livello nazionale. Proprio per questo mi fregio di ricordarli a voi. Cioè non vi faccio venire in eventi che trovate la coda lunga chilometri e chilometri per arrivarci, capito? Sono eventi molto sentiti dalla popolazione locale. A Piccianello, Abruzzo, Pescara, signori, la sagra delle Pizzonte, 25-26 luglio, per vivere insieme il fine settimana più croccante, goloso, indimenticabile dell'estate. Piccianello, 25-26 luglio, la sagra delle Pizzonte, che sembrano delle pizze, ma pizze non sono. Aspetta, Pizzonte, sto cercando su Google, Pizzonte. Cosa sono le pizzonte? Sì, è una cosa croccante, delle frittelle abruzzesi. Ignorante di un semivarin, mi scuso, signori. No, lo speaker non può sapere tutto. Ok, tutte le informazioni su quanto vi ho detto le trovate facilmente su internet, ma se vi siete persi qualche cosa, ritrovate questa trasmissione, è tutto un magna magna, su Facebook, su YouTube, cercando semplicemente Radio Libertà, oppure potete riascoltarmi la domenica alle 12:30. Grazie a Francesco per la pazienza in regia, grazie a tutti voi, ma è una condanna, adesso dico, è una condanna. Ci risentiamo domattina alle 7:30.